Sinodalità, riforma dei processi matrimoniali e rapporto tra vescovi e preti sono i temi affrontati dal Pontefice aprendo l'Assemblea Generale della CEI. Il Pontefice ha dato indicazioni per un probabile sinodo della Chiesa italiana. ASL 4 al via nei prossimi giorni il progetto Infermiere di Famiglia. Il servizio sperimentale coinvolgerà gli ultra 65enni residenti nei 5 comuni della Val d'Aveto e della Val Graviglia. Alle amministrative 2019 sono 3 i candidati a sindaco per il comune di Nerone. I 795 della località fontanina sceglieranno tra Lucilla Bertonati, Domenico Valsecchi e Stefano Sudermania. L'amore di Gesù apre orizzonti di speranza, lo ha detto il Papa a Regina Coeli, ricordando che Dio ci ama molto di più di quanto noi amiamo noi stessi. 40 anni e lo sguardo al futuro, Radio Aldebaran ha tagliato il traguardo con tanti amici nel convento dei frati Cappuccini di Chiavari, dove è nata, insieme al coro Antares, è cresciuto sempre sotto l'egida dei frati. Una liturgia vissuta come approfondimento della vocazione cristiana, la sfida per la Chiesa di Chiavari che incontra Goffredo Boselli nel percorso diocesano di formazione liturgica. E finisce in pareggio l'ultimo impegno della stagione per la Virtus Entella, 2-2 sul campo della Juve Stabia a Castellammare. E ora meritate vacanze, l'assegnazione del trofeo legata all'ultima partita in programma sabato prossimo. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Il Pontefice ha aperto nel pomeriggio i lavori dell'Assemblea Generale della CEI, in corso sino al 23 maggio in Vaticano. È presente anche il nostro vescovo, Monsignor Tanasini. Francesco ha parlato a braccio su 3 temi, sentiamo quali nel servizio che vi proponiamo. Sinodalità e collegialità, riforma del processo matrimoniale. Sono alcuni dei temi che sono stati affrontati dal Papa aprendo l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Sulla questione sinodalità, Francesco ha spiegato che è la cartella clinica dello stato di salute della Chiesa italiana che realizza il suo essere comunione nel camminare insieme. Il Pontefice ha invitato a riflettere sull'eventuale carente collegialità e partecipazione sia nella cura dei piani pastorali sia negli impegni programmatici economico-finanziari. Per il Papa la strada da seguire duplice, una sinodalità dal basso verso l'alto che tiene conto della base e che dunque guarda al buon funzionamento di diocesi, consigli, parrocchie e al coinvolgimento dei laici, ma anche una sinodalità dall'alto verso il basso che ha come punto di riferimento il convegno di Firenze del 2015. Poi il Papa è tornato sulla riforma del matrimonio, rammaricandosi che dopo più di 4 anni rimane ben lontana dall'essere applicata nella gran parte delle diocesi italiane. Il Papa è quindi tornato sull'importanza di una sensibilità maggiore nei confronti delle coppie. Questa riforma processuale è basata sulla prossimità e sulla gratuità. Prossimità alle famiglie ferite significa che il giudizio, per quanto possibile, si celebri nella Chiesa diocesana, senza indugio e senza inutili prolungamenti. Gratuità rimanda al mandato evangelico secondo il quale gratuitamente si è ricevuto e gratuitamente si deve dare. Per cui richiede che la pronunzia ecclesiastica di nullità non equivalga ad un elevato costo che le persone disagiate non riescono a sostenere. E ora cambiamo argomento, i temi della sanità. Sta per entrare il progetto Infermieri di Famiglia. Nelle prossime settimane infatti 2 infermieri qualificati prenderanno in custodia le persone con più di 65 anni residenti nelle valli Aveto e Graviglia. Un servizio sperimentale dell'ASL 4 di Chiavari che vede la stretta collaborazione con i medici di medicina generale. Per saperne di più vediamo questo servizio. L'obiettivo fondamentale di questo progetto è quello di mantenere gli anziani al proprio domicilio in condizioni di autonomia il più a lungo possibile. Quindi è anche un progetto di residenzialità e un progetto ovviamente che si svolge in sinergia con i medici di medicina generale.
2 valli, Val Graveglia e Val d'Aveto, 5 comuni coinvolti, Santo Stefano, Arezzo Aglio, Borzonasca, Mezzane e Enè, quasi 2500 ultra 65enni interessati. Sono i numeri del progetto Infermiere di Famiglia, il servizio sperimentale che l'ASL 4 Chiavarese, in collaborazione con la Regione Liguria, Alisa, i medici di famiglia e le amministrazioni comunali, porterà avanti per rispondere ad un preciso bisogno di salute dell'entroterra. Nelle prossime settimane 2 infermieri qualificati saranno accompagnati dai medici di famiglia a conoscere tutti i soggetti con più di 65 anni interessati a fruire del servizio e con loro avvieranno un cammino di cura e di custodia personalizzato. Attivano un nuovo percorso, la presa in carico di un bisogno di salute che non è soltanto sanitario, ma è un bisogno di salute integrato, sanitario e sociale. L'infermiere di famiglia accede al domicilio dell'assistito che aderisce volontariamente a questo nuovo percorso, ne valuta i bisogni di salute di concerto con il medico di medicina generale, attiva gli interventi necessari sia di tipo sanitario che di tipo sociale, promuove gli stili di vita migliore. Di fatto la fetta di popolazione ultra 65enne interessata copre 1/3 di quella totale dell'ASL 4. Il progetto avrà a disposizione 525.000 euro di fondi strutturali europei e durata triennale. Al termine si cercherà di capirne la validità, i risultati ottenuti e se possa essere esteso al resto del territorio. Se gli indicatori, come ci attendiamo, daranno valori di efficienza e di efficacia del percorso importanti, Alisa potrà valutare di inserire l'attività all'interno del sistema sanitario regionale. Il progetto dell'infermiere di famiglia è il primo a partire di un ventaglio di 4 che interesseranno l'entroterra. I successivi saranno la telemedicina, il trasporto sociale e l'apertura e integrazione dei servizi delle case di riposo con i bisogni della popolazione residente. Questo permetterà alla residenzialità di offrire servizi sia al domicilio degli assistiti che direttamente in sede per il supporto. Pensiamo ad esempio a un bagno assistito, quindi senza necessità di una residenzialità vera e reale, ma con una forma di integrazione. Giornata di sciopero quest'oggi per i dipendenti del gruppo BPM del Banco Popolare Milano di Genova e provincia. I sindacati dell'istituto, l'ex Banco di Chiavari, rivendicano la buona fede dei lavoratori a cui sono state date informazioni fuorvianti sull'investimento dei diamanti e chiedono che la banca si faccia carico delle sue responsabilità risarcendo totalmente la clientela. Questa mattina un presidio si è svolto a Chiavari mentre il cuore della manifestazione è andato in scena a Genova. Proseguiamo il nostro percorso di conoscenza dei candidati a sindaco nella prossima tornata elettorale di domenica 26 maggio. Per il comune di Nerone, con i suoi 795 abitanti, la scelta sarà tra 3 candidati a sindaco: Lucilla Bertonati, Domenico Valsecchi e Stefano Sudermania. La scheda la vediamo insieme. Il candidato a sindaco numero 1 a Nerone è Lucilla Bertonati. Nata a Santa Margherita Ligure il 22 luglio 1961, è sposata. Ha conseguito il diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere e svolge attività come impiegata in uno studio legale. Ama i fiori, i gatti, i libri. È stata consigliere di minoranza dal 2014 al 2019 e appoggiata dalla lista Insieme per Nerone Bertonati Lucilla Sindaco. I cittadini di Nerone dovrebbero darmi fiducia, innanzitutto perché siamo una squadra competente. Ognuno di noi con le proprie esperienze, con le proprie capacità personali e anche tecniche. Abbiamo la competenza per cambiare il comune di Nerone, perché noi vogliamo avere alternativa, fare alternativa, essere alternativa. Il nome che abbiamo la dice lunga, nel senso noi siamo insieme per Nerone, per il bene del paese, per il bene delle persone, per il bene dell'ambiente, per il bene di tutti. E io chiedo il voto ai cittadini di Nerone, un voto nuovo, un voto di coraggio probabilmente, però lo chiedo.
Il candidato a sindaco numero 2 a Neirone è Domenico Valsecchi. Nato a Biella il 26 settembre del 1959, è sposato, ha una figlia. Ha conseguito il diploma in ragioneria e svolge attività come bancario. In passato ha praticato molti sport, nuoto, judo, sci. È appassionato di viaggi e di informatica. Alla prima esperienza politica si candida appoggiato dalla lista Impegno sociale per le nostre valli. Ma dunque, mi rendo conto che è difficile chiedere il voto quando si è foresti, come nel mio caso e come gli altri componenti della nostra squadra, perché praticamente significa chiedere fiducia a qualcuno che non si, anzi chiedere di dare fiducia a qualcuno che non si conosce. Però la promessa che posso fare, parte mia e anche degli altri componenti della nostra squadra, è che siamo persone concrete, ci impegniamo e impariamo in fretta e poi possiamo far valere la nostra possibilità di interfacciarci facilmente con Città Metropolitana e Regione Liguria. Il candidato numero 3 a Neirone è Stefano Sudermania. Nato a Neirone il 24 settembre 1952, è sposato, ha 2 figli. Conseguito il diploma di perito industriale, ha svolto attività come progettista in impianti telefonici. Attualmente in pensione. Ama la montagna e viaggiare. Dal 1985 è consigliere comunale a Neirone, sindaco dal 99 al 2005 e dal 2014 ad oggi. È stato assessore prima e presidente poi della comunità montana Fontana Buona nel periodo 1999-2009. Si candida appoggiato dalla lista Neirone. I cittadini di Neirone penso sempre di averli trattati molto bene e mi hanno sempre dato un largo consenso. Dovrebbero votarmi perché ho molta esperienza politica, non solo maturata nel comune di Neirone, ma maturata in comunità montana e maturata all'UNCEM regionale, sono stato vicepresidente dell'UNCEM regionale, eccetera, e altre cose. Ma soprattutto per quello che ho intenzione di fare, cioè voglio dire, la sicurezza dei cittadini all'interno delle case. No? Abbiamo dei fenomeni delinquenziali che bisogna estinguerli, installando delle telecamere e l'abbiamo già ordinate presso la prefettura. La viabilità, mantenere delle strade viabili che si possa circolare senza alcun pericolo. Poi l'illuminazione pubblica, poi i posti di lavoro. Questi sono fondamentali per la permanenza sul nostro territorio. Io vi ricordo che Telepace dedica uno spazio informativo sulle elezioni amministrative 2019 attraverso i suoi canali. Oggi l'approfondimento sarà sui comuni di Mezzanego e di Borzonasca. Gli appuntamenti su Telepace 2 al canale 85 c'è stato alle 18, su Telepace 3 al canale 115 ci sarà alle 21:35, alle 8 di domani mattina e alle 15. Su Telepace News al canale 187 dalle 13:30 circa, 20:05 e 23. Lavagna torna al voto dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose e 3 anni di commissariamento. La campagna elettorale è entrata nel vivo già da tempo e a pochi giorni dalle elezioni del 26 maggio questa sera Telepace ospiterà i 5 candidati a sindaco che in ordine di estrazione sono Daniele Di Martino, Gianalberto Mangiante, Laura Corsi, Guido Stefani e Andrea Giorgi. Ogni candidato avrà un tempo di 15 minuti per rispondere a 5 domande su famiglia, commercio, turismo, ambiente, porto e legalità. La puntata, registrata negli studi di Chiavari e nel rispetto della par condicio, andrà in onda proprio questa sera alle 21:10 sul canale 15 di Telepace, nello spazio proprio dedicato alla trasmissione direttamente su. Da domani la potrete trovare anche sul nostro sito e poi anche su YouTube. Il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure si riunirà in via d'urgenza domani pomeriggio per l'approvazione di una deroga al piano regolatore generale che consente un ampliamento volumetrico del 7% per la nuova sala operativa della Capitaneria di Porto. Un provvedimento necessario per garantire una veduta frontale del porto e garantire anche maggiore sicurezza. La pratica viene portata in Consiglio nonostante l'imminente scadenza elettorale, in quanto urgente come certificato sia dal provveditore alle opere pubbliche sia
sia dal comandante del Circomare, che partecipando a un'apposita riunione dei capigruppo ha riferito a nome dell'ammiraglio Carlone che non ritiene si possa ancora aspettare fino alla fine di giugno, in quanto l'autorità marittima necessita di una sede funzionante in tempi il più possibile brevi, anche per non creare ulteriore disagio all'utenza, tenuto conto peraltro dell'avvenuto stanziamento dei fondi necessari. Ritorniamo alla pagina ecclesiale che avevamo aperto proprio in apertura di giornale. L'amore di Gesù apre orizzonti nuovi, lo ha detto il pontefice alle Regina Celia ieri. Gesù ha spiegato, chiede di amarci non tanto con il nostro amore ma con il suo, che fa diventare uomini nuovi. Il suo amore infatti rende capace di perdonare, di amare i nemici e fa superare le barriere. La sintesi nel servizio che segue. L'amore di Gesù crea ponti, apre vie nuove, porta alla fraternità. Al Regina Coeli il Papa ricorda che Dio ci ama molto di più di quanto noi amiamo noi stessi, un amore che fa diventare uomini nuovi, trasforma il nostro cuore di pietra in un cuore di carne. Soltanto così, dice Francesco, possiamo diffondere dappertutto il seme dell'amore che rinnova i rapporti tra le persone e apre orizzonti di speranza. Io sono capace di amare i miei nemici, tutti abbiamo gente che non so se nemici, ma che non vanno con noi, che sono dall'altra parte, o qualcuno ha gente che ha fatto male. Io sono capace di amare quella gente, quell'uomo, quella donna che mi ha fatto del male, che mi ha offeso. Sono capace di perdonarlo. Ognuno risponda nel suo cuore. Gesù, aggiunge Francesco, ci ha amati per primo nonostante le nostre fragilità, facendo sì che diventassimo degni del suo amore, che non conosce limiti e non finisce mai. Dandoci il comandamento nuovo, Egli ci chiede di amarci tra noi non solo e non tanto con il nostro amore, ma con il suo, che lo Spirito Santo infonde nei nostri cuori se lo invochiamo con fede. In questo modo e solo così noi possiamo amarci tra di noi non solo come amiamo noi stessi, ma come Lui ci ha amati, cioè immensamente di più. È stata presentata questa mattina a Genova la sesta edizione del Festival della Parola, rassegna che si svolgerà a Chiavari dal 30 maggio al 2 giugno. 4 giorni di incontri, spettacoli, musica, incentrati su una parola chiave, il dialogo, dedicati al genio e all'arte di Leonardo da Vinci e Lucio Dalla. Tra gli ospiti attesi in città, Monio Vadia, Dario Vergassola, Federico Rampini, Vittorio Sgarbi, Pupi Avati, Vito Mancuso e Bruno Morchio. La rassegna si avvarrà dalla collaborazione delle scuole, così come il tessuto commerciale, che daranno vita rispettivamente al Dida Festival, calendario di eventi ad impronta didattica, e al Fuori Festival, cartellone di iniziative parallelo agli appuntamenti ufficiali. Proprio gli alunni delle scuole del territorio saranno protagonisti dell'inaugurazione del Festival della Parola, in programma giovedì 30 maggio alle 9:30 in piazza Nostra Signora dell'Orto, con un grande flash mob della parola curato dall'Istituto Comprensivo GB della Torre e l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi. Radio Aldebaran ha festeggiato i suoi primi 40 anni di vita. Lo ha fatto con la Santa Messa celebrata dal fondatore, Padre Lorenzo, nella chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Tappani a Chiavari, dove l'emittente è nata ed è cresciuta. E lo ha fatto nel segno dell'unità con l'altra opera che è germogliata nel convento dei Frati, ovvero il Choros Antares. Noi eravamo presenti, vediamo. Rita, 30 anni. Sì, siamo cresciuti nel tempo, alcuni sono andati via per problemi familiari, per cambio di vita, però adesso siamo circa una quarantina di persone, sì. Io ho voluto fortemente che il coro diventasse, prima che un coro, un gruppo di amici. È stato un po' difficoltoso, un po' perché ho dovuto smussare io qualche parte del mio carattere, però piano piano siamo riusciti, anche con l'aiuto di Padre Lorenzo, a unirci molto, quindi riusciamo a ritagliarci dei tempi insieme oltre le prove e oltre la messa, per cui ci si vede fuori, facciamo delle mangiate, delle gite insieme, e questo è una cosa secondo me molto importante.
Siamo ritornati alle radici e anche ogni tanto è giusto anche ricordarsi, come diceva Padre Lorenzo. Sì, perché nascono due storie straordinarie, il coro Antares e Radio Aldebaran. E allora abbiamo così voluto fare questa giornata, grazie a Padre Lorenzo, per essere di nuovo compattati e per avere di nuovo un'iniezione di fiducia e di entusiasmo per andare avanti. Cosa ti ricordi? Com'è nato la radio, se puoi andare indietro di 40 anni? Sì, l'idea nasce nel 78, grazie a Padre Lorenzo che ci chiede appunto cosa vogliamo fare, e lui era appena arrivato e noi chiedemmo di fare la radio perché in quel momento le radio stavano nascendo e io avevo una gran voglia di scoprire questo mondo. Insieme a me Gigi, Vito, Lella, Luca Mantovani, Marco Garibaldi ci ha dato questa fiducia, siamo partiti come dicevamo prima per gioco, piano piano poi l'avventura è diventata più importante e a quel punto lì è partita l'azienda e la storia. Bello che qualcuno poi ha iniziato qua e ha avuto una strada lavorativa anche. Sì, molti hanno trovato la loro strada e questo io penso lo ricorderanno sempre grazie alla palestra fatta qui a Radio Aldebaran. Un dono per i bambini e i ragazzi ospitati a Lavagna nella casa famiglia Divina Provvidenza Cordeviola, dove operano le suore Giannelline. Lo hanno consegnato questa mattina le socie di Uni3. La somma, che è stata consegnata direttamente a Suor Laura Vaccarezza, è il frutto di quanto raccolto durante gli ultimi eventi organizzati dall'associazione, ovvero concerti musicali e Uni3 in mostra. Tutti eventi a ingresso gratuito e a offerta libera. Il che ha dimostrato la generosità di tante persone che hanno desiderato sostenere la casa famiglia lavagnese. Giorgio Cecconi e Cattolica Nobile hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Si sono sposati il 18 maggio del 1969 al Santuario della Madonna del Ponte a Lavagna. Lui è stato cuoco nella cucina dell'ospedale di Lavagna. Lei ha insegnato cucito al villaggio del ragazzo. Giorgio e Cattolica hanno celebrato l'anniversario ad Orero durante una festa a sorpresa organizzata con semplicità e affetto dai figli Francesca e Alessandro e dai nipoti Agnese, Davide, Martina, Sara e Alessia. Rinnovare la Chiesa vivendo la liturgia, il tema che ha contraddistinto il percorso diocesano di formazione liturgica che si concluderà domani sera alle 20:45 nel salone di Casa Marchesani a Chiavari. Il relatore dell'incontro sarà il monaco di Bose, Goffredo Boselli. Sono invitati tutti i fedeli e i sacerdoti della diocesi di Chiavari e tutti i cantori delle varie comunità. Vediamo. Si avvia a conclusione il progetto diocesano di formazione liturgica. Intanto, quali sono stati, diciamo così, gli esiti più evidenti che avete raccolto in questi mesi di cammino? Ma in questo tempo, più che forse esiti, ci siamo un po' messi insieme a capire che cosa questo tempo ci sta chiedendo. I vari mutamenti che la Chiesa e non solo la Chiesa già analizza ed evidenzia chiedono forse anche alla liturgia un po' una domanda che lo stesso Papa ha rivolto più volte alla Chiesa a partire dal convegno ecclesiale di Firenze, ma anche ai liturgisti più nello specifico. Come possiamo fare perché la liturgia sia, insieme ad altri, fonte di evangelizzazione? Ed è quello che ha ripreso anche un po' il Vescovo il 10 giugno, no? Una Chiesa che si rinnova nella luce del Vangelo. Ecco, come la liturgia può trasfigurare la nostra vita secondo il Vangelo? È un po' la domanda che ci ha accompagnato, che ha accompagnato i diversi incontri, sia formativi che più operativi, perché poi ci sono tanti incontri di formazione che vanno avanti negli anni, al di là dei diversi temi che la Chiesa può proporre, e questo vuole essere un po' l'incontro, diciamo, di sintesi e di rilancio. Ecco appunto, l'incontro si terrà nei locali di Casa Marchesani. Chi avete invitato a parlare? L'incontro sarà nei locali di Casa Marchesani martedì
21 alle 20:45. Goffredo Boselli, monaco del monastero di Bose, consultore, uno dei consultori della Commissione Liturgica Nazionale, quindi un monaco che ha studiato a Parigi liturgia e che riflette insieme con tutta la Chiesa cattolica, con la CEI, ogni anno su che cosa appunto la liturgia deve vivere e su che cosa deve cambiare o cosa deve chiedere. Ecco, quindi è una persona aggiornata, una persona molto attenta ad alcune problematiche. Parlando con lui proprio per preparare l'incontro, ha voluto anche un po' sapere la situazione della nostra diocesi, per dire le risposte sono queste, ma ripeto, non tanto forse risposte, ma i punti da cui partire sono questi, perché poi le risposte ognuno le trova vivendo in maniera ancora più autentica la liturgia. Mercoledì sarà inaugurata al Centro Benedetta Quarone a Chiavari la nuova sala dell'area della disabilità, dotata di vari supporti digitali e facilitazioni ambientali per la comunicazione aumentativa. La cerimonia si svolgerà alle 15. Quest'ambiente e i suoi strumenti sono particolarmente efficaci per le attività specifiche del progetto Noi Oltre Tutto. Un programma di riabilitazione rivolto a gruppi di persone adulte affette da ritardi mentali di grado medio e variamente associata ad handicap motori, sensoriali e comunicativi. In un affollatissimo teatro comunale di Cicagna si è svolta la finale della quinta edizione del concorso canoro nazionale Fantastico Festival. Il riconoscimento è andato alla 21enne Alessia Russo di Piombino, che ha vinto anche il premio Miglior Interprete. La giovane cantante si è esibita con un pezzo che nel 1966 valse l'Oscar per la miglior canzone di Johnny Mandel, The Shadow of Your Smile. Il premio Fantastico Festival, consegnato dal presidente della giuria Massimo Morini, consiste nel trofeo simbolo della manifestazione disegnata dall'artista Remo De Martini e nella realizzazione del videoclip professionale diretto da Andrea Vialardi del valore di euro 1500. Considerato il protrarsi delle temperature al di sotto della media stagionale, il sindaco di Chiavari, il dottor Marco Di Capua, ha autorizzato l'accensione degli impianti di riscaldamento sino al 27 maggio per complessive 8 ore giornaliere. Sono 19 i comuni dell'area della città metropolitana di Genova che hanno affidato la gestione del servizio scuola bus ad ATP. Per tutte le famiglie è stata avviata la procedura di iscrizione online al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2019-2020. Sino al 30 giugno sono aperte le preiscrizioni per gli studenti che frequenteranno la scuola primaria e secondaria di primo grado. Per registrarsi occorre avere un indirizzo di posta elettronica e avviare la procedura sul sito di ATP. Anche nel mese di maggio è buona la qualità delle acque nel comune di Rapallo. Questa mattina sono arrivati negli uffici comunali dati relativi ai campionamenti effettuati da ARPAL nel mese di maggio. In tutti e 4 i punti di riferimento, Villa Tigullio, Castello Rapallo, Inizio Scogliere e San Michele, i parametri analizzati sono risultati conformi ai limiti di legge, così come nel mese di aprile. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per domani. Vediamo insieme. Appuntamenti in agenda per martedì 21 maggio. Si conclude la festa dello sport organizzata dall'Istituto Comprensivo della Torre di Chiavari, che ha visto coinvolti 500 alunni della scuola primaria dell'infanzia e diverse società sportive cittadine. A partire dalle 8:30 nei locali della scuola e nella palestra della scuola Mazzini in Largo Pessagno la festa finale. Alle 11 a Rapallo, nei locali dell'Istituto Comprensivo, si terrà la presentazione dei vincitori della 6ª edizione del concorso Crea il tuo abito. Quest'anno la premiazione sarà ospitata a Palazzo Tursi. Proseguono le lezioni di scrittura creativa tenute da Chiara Rossi ai corsisti dell'Accademia Culturale di Rapallo. L'appuntamento è come sempre alle 16 a Villa Coirolo. Barbara Bernabò terrà un nuovo incontro del ciclo appuntamenti proposti dall'Associazione Culturale U Castello nell'ambito del 14° corso di cultura genovese. Alle 16:30 nella sala Livellare in via del Pino a Chiavari descriverà le dimore dei Pallavicini nel Tigullio, con particolare riferimento a Palazzo Rocca a Chiavari. Alle 21 a Rapallo avrà inizio lo spettacolo finale per il corso di teatro dell'Istituto Gianelli. L'appuntamento è al Teatro delle Clarisse. Ultimo incontro per il corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Verde Chiavarese di Carasco a Calvari nei locali del Lascito Cuneo. Alle 21 si parlerà di supporto di base, delle funzioni vitali e defibrillazione precoce, tecniche di disostruzione delle vie aeree e traumi.
Passiamo allo sport calcio. La Virtus Entella Chiavari ha concluso con un pareggio la stagione 2018-2019. A Castellammare di Stabia i biancocelesti di mister Boscaglia hanno pareggiato 2-2 contro la Juve Stabia. Ultimo impegno in Supercoppa di Lega Pro. Per l'assegnazione del trofeo ora però bisognerà attendere l'ultima gara tra Pordenone e Juve Stabia. In caso di pareggio a reti bianche la vittoria sarà dei biancocelesti. Vediamo. Sono iniziate ufficialmente le vacanze per i ragazzi diretti da mister Boscaglia dopo l'impegno in Supercoppa di sabato contro la Juve Stabia. La trasferta a Castellammare è stata comunque impegnativa per la Virtus Entella che dopo un primo tempo senza troppe emozioni ha trovato nella ripresa il doppio vantaggio con le reti di Icardi al 47esimo e Iocolano al 53esimo, svegliando l'orgoglio dei campani che hanno accorciato le distanze al 71esimo con Papponi e pareggiato al 78esimo con Elia. Noi siamo venuti in un campo non difficile, stradifficile, a giocare una partita di grande personalità, mancavano giocatori a Stabia, mancavano giocatori a noi, è stata secondo me una gran bella partita, perché si è visto di tutto, si è visto fisicità, si è visto agonismo, si è visto tecnica e si è visto tattica. Noi ad un certo punto della partita diciamo l'avevamo sotto controllo, ma sapevamo anche che la Juve Stabia poteva ribaltarla, perché alla fine la stava anche ribaltando, perché poi hanno sbagliato un gol facile a 2 metri dalla porta, quindi non è questo, è che se hai una partita sotto controllo e ci sono delle cose da fischiare, si devono fischiare, cioè non si può andare avanti così tutta la partita. L'Entella termina la sua avventura in Supercoppa a 2 punti, in caso di pareggio a reti bianche tra Pordenone e Juve Stabia vincerebbe il trofeo. Nel frattempo però, oltre al meritato riposo, la mente è già rivolta al prossimo campionato di Serie B. Il Germoni già l'ha fatta la Serie B, a buon livello, con la Ternana, quindi è un giocatore forte, importante, grande fisicità, e lavora con la linea 4 ma può lavorare anche a 5, è un giocatore importante. E c'è una squadra biancoceleste che giocherà nel prossimo campionato di Serie A. Si è costituita la Virtus Entella Beach Soccer, calcio da spiaggia, formazione che debutterà già nel mese di maggio ad Alghero in Coppa Italia. I chiavaresi saranno inseriti nel campionato di Serie A pool promozione insieme all'Atletico Licata, al Bari Beach Soccer, Cagliari Beach Soccer, Città di Milano, Genova Beach Soccer, No Name Nettuno, Romagna Beach Soccer, Sicilia Beach Soccer e Vastese Beach Soccer. Il campionato si svolgerà in 3 tappe nelle quali le 10 squadre si affronteranno in 3 incontri di sola andata. La squadra ha già iniziato la preparazione in vista dei primi appuntamenti agli ordini del tecnico Cristian Cattardico. Il Bragno, da cui l'Entella prende il posto del campionato, l'anno scorso si è classificata al 6° posto e adesso i ragazzi cercheranno di portare più in alto possibile i colori biancocelesti. Domani alle 18:15 nella sala trasparenza della Regione Liguria a Genova il presidente e assessore allo sport consegneranno alla Virtus Entella Chiavari una targa di riconoscimento per la promozione in Serie B conseguita nel campionato appena concluso. Per l'Entella saranno presenti il presidente Antonio Gozzi, il CT Roberto Boscaglia e i calciatori della Rosa. Passiamo ai dilettanti. La Caperanese ha affidato l'incarico di allenatore della prima squadra per la stagione 2019-2020 a Luca Piroppi. La società, nel formulare i migliori auguri al neotecnico della formazione, ringrazia il mister Fabio Muzio per il lavoro svolto nelle ultime 2 stagioni, culminate con la vittoria della Coppa Liguria. E ora passiamo alla vela. A Chiavari è andata in scena nel fine settimana la regata X Yacht Med Cup riservata alle classi ORC e crociera. Nella prima ha vinto l'imbarcazione Spirit of Nerina di Paolo Ricaldone del gruppo nautico Varazze. Nella seconda Whisper di Jean-Jacques Daires. Alla serata di gala era presente Andrea Mura, velista di fama nazionale ed internazionale, che ha condiviso l'esperienza di 4 mesi nel Mar dei Caraibi. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come di consueto, è per domani alle 12:45 con Tiguglio Oggi. Questa sera direttamente su, non perdetelo, riguarda le elezioni amministrative nel comune di Lavagna. Grazie per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.